La presentazione del calendario dei Carabinieri, una tradizione che va avanti da 80 anni e che mette sempre in primo piano l'impegno dell'Arma. Quest'anno in una veste particolare. Sì, quest'anno è una veste molto particolare ed ha come unico filo conduttore la natura, quindi la salvaguardia della natura e l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri per quanto riguarda la materia ambientale. Da ricordare che l'Arma dei Carabinieri è la più grande forza di polizia con competenza ambientale d'Europa dopo l'acquisizione nel 2017 delle competenze e professionalità del Corpo Forestale dello Stato. Un'attività che varia sia per quanto riguarda l'attività preventiva che anche repressiva, non da ultimo anche l'attività di divulgazione nelle nuove generazioni per far comprendere l'importanza dell'ambiente e della biodiversità. Anche la veste grafica è particolare, non il carabiniere in primo piano, ma l'Arma nella sua azione. Sì, l'Arma nella sua azione è una veste grafica particolare redatta e realizzata da un'importante azienda italiana, l'Armando Testa Group, e inoltre impreziosita dai racconti di una grande penna e divulgatore scientifico italiano quale Mario Tozzi.